Ecco, vi manderà, guardate, Giro d'Italia del 1976, partito da Catania, non c'era questi 3 giorni in Israele, ovviamente si partiva proprio da Catania, giorno anche tragico, il giorno della morte di Sant'Isteban, che lo ricorderemo nei prossimi giorni, in un incidente in corsa, ma quel giorno il protagonista della tappa, a parte questo drammatico incidente, fu Patrick Sercou, un campione poliedrico straordinario. Silvio l'ha conosciuto molto bene, Patrick Sercou, pensate, un campione del mondo della velocità che batteva Antonio Maspes e vinceva la maglia verde al Tour de France. Tu pensa cos'era come campione questo amico di Eddy Merckx che correva negli anni 70. Questa è la partenza di questa giornata catanese. Partirono da Catania, fecero un giro di Catania, la prima semitappa, e poi arrivarono a Siracusa. Patrick Sercou riuscì a sconfiggere in una semitappa Rick Van Linden, nell'altra Roger de Vlaming. Eccolo in primo piano. Patrick Sercou indossò la maglia rosa in quel giro, Franco Cribiore alle sue spalle, faceva parte della mitica Brooklyn di Roger de Vlaming e di tutti i campioni di quell'epoca, e quindi un omaggio, un ricordo a Patrick Sercou.